sei tornato. Sì, sono tornato qui, sono super impegnato, stavo organizzando gli europei del 2008, quelli che si dovevano fare in Italia. No, ma gli europei sono in Austria e Svizzera. Modus vivendi, tu sappi un mollauso, gli ho detto, visto che qui le cose le decido io, o mi sighesi, o si molu e mi ti sei andenti. E loro? Non mi antiseghi io. Certo. Infatti segui noi, adesso sto organizzando i giochi della gioventù che ci sono lì a Gorno Stramazza. Sì, li sto Vedi organizzando. questa differenza dagli Non europei? c'è differenza, ma si sta molto meglio perché a me piacciono i bambini e poi i bambini vengono accompagnati dalle mamme e ogni tanto in discrufo va che vieni che devi cioi. Sai com'è? E la storia va bene. Ma che tristezza. Ti voglio chiedere una cosa, ma questo ragazzo che ma per caso è Francesco Ghiani? maestro Non Ghiani. ci credo. Ciao Francesco. Ah, vi conoscete? Come stai? No, lo conosco, lui l'ho lanciato io. Ah, va. Sì, ha cominciato con me a lavorare, era un poveraccio proprio. No, poveraccio, Sì, non si è so. nato povero. Fia talmente povero che quando si deve fare i sunga si apparecchiassa a mesa. Era un tranquillone. Dai, non è vero, ci conosciamo. No. Ma come no? È un timidone, è sempre stato io, mi ricordo quando eravamo bambini, si parlava di cosa si sarebbe voluto fare da Sì. grande, no? Chi diceva l'astronauta, chi il dottore, chi questo, chi l'altro. Beh, Francesco diceva io niente, è l'unico che ce l'ha fatta, facciamogli un applauso. Ma non è vero! No, veramente, grande. grazie veramente. Benvenuta. Parliamo di cos'è. Oggi Sì. c'è una grossa puntata finale, un artista ce l'hai portato? Ma a me chiedi se ho portato l'artista? Eh. Ma te do una movu che sei artista, è come Dai. se tu esci di casa senza i denti. Chi ci hai portato? È la stessa cosa, no? Chi ci hai portato? Vai tranquillo. Allora, signori, vi ho portato un imitatore di grande stampo, il più forte del mondo, il più grande, questo qui praticamente è meglio di Gigi Sabani alla Un grande. imitatore. Direttamente dal Polo Nord, l'uomo dall'alito di ghiaccio, Mr. Fisherman. Eccolo qua. Vogliamo fare un applauso? Buonasera. Aspetta un attimo. Buonasera. Zitto, Ecco qua. Allora, questo è per te, vai l'imitazione. tranquillo, allora, se mi fa l'imitazione... Dai, veloci. Fa l'imitazione, tranquillo. Perché c'è le callecca? Perché questo è il premio. Allora, fammi la rana. La rana. Adesso fammi tante rane messe assieme. Adesso fai il rospo. Un applauso, è un grande, è un grande. Non sempre applauso. Aspetta, ok, Andiamo ok, avanti, ok. andiamo avanti. Che, Allora, questo è per te, questo è per te. Però- Adesso fammi sentire il cane. Fallo meglio. Fallo meglio. Ok, le calecche per me perché non sei stato capace. Tieni le calecca, ve lo lascio incomodato d'uso. Ciao Sardegna! Prima di chiudere, il trapano, fermi. No, aspetta, il piccione. No, il trapano prima. Come fa il trapano? Il piccione al volo, il piccione. Va bene, stai con noi, Bravissimo! ci vediamo dopo. Ciao Sardegna! Col bambino, Siamo i più piange il grandi, bambino, fate baci applauso! Accomodati. Vieni, accomoda. Accomoda. È una cosa.